questa pillola la dedico ad Alberto Ferrarini, che è un caro amico, perché voglio parlarti di questo. Cosa fa 1 più 1? Traggo da lui perché mi ha insegnato molto. 1 più 1, la maggior parte delle menti razionali direbbe fa 2, 2 più 2 fa 4. Sì, dal punto di vista razionale sì, solo che noi non siamo solo mente razionale, e vi parla chi forse per tanti, come si può dire, avvenimenti della vita a volte imparato per difesa a rimanere nella mente. La cosa bella è poi contattare il cuore, contattare la parte più animale, più animica, più intima di noi, la parte che risuona, la parte che vibra, la parte che sa già, perché la mente con 1000 presupposti in realtà sa poco, l'anima sa già, è il cuore che sa già, è il cuore che vibra, è il cuore che ti dà quell'informazione, perché è presente il quadro di Leonardo in cui lui è così, Leonardo da Vinci. Perché cosa succede? Noi siamo fatti di energia e prima della mente, prima del pensiero arriva l'energia, e l'energia, la nostra aura è almeno ampia quanto l'apertura delle nostre braccia. Cosa fa? Torniamo alla domanda originale. 1 più 1 cosa fa? Non fa 2, fa 1 più grande. E se ti dicessi questo, fuoco più fuoco cosa fa? Non fa 2 fuochi. Fuoco più fuoco fa un fuoco grande. Acqua più acqua cosa fa? Acqua più grande. Terra più terra cosa fa? Terra più grande. Allora, fai in modo che l'1 più 1 sia un 1 più grande. Fai in modo che tutto si espanda, che la tua energia si espanda, che tu possa essere ciò che sei e tu possa essere sempre di più quell'uno più grande, perché questa è dedicata a te, Alberto,